Poco prima delle 22 di ieri sera, i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Cercivento e Rigolato, supportate dall'autoscala della sede centrale di Enemonzo, per un incendio del tetto di un'abitazione di 3 piani. I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del tetto in legno, riuscendo ad evitare che le fiamme si propagassero a quello dell'abitazione accostata. In fase di accertamento le cause dell'incendio, che potrebbe essere riconducibile ad un fulmine. Spente, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza, operazioni che sono terminate poco dopo le 2 della notte. Per fortuna non si registrano feriti. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti